Amedeo Nazzaro. Non è l'attore. Quello che qui. diceva chi non beve con me peste lo colga. Allora, possiamo fare una cosa. Un giorno ho incontrato un ragazzo che non si chiama neanche come il nome d'arte, si chiama Massimo Ranieri, il suo nome è un altro. Però perché? Perché non stava. Mogol, il mio maestro, mi diceva sempre: Leandro. Lei è un cantante? Signore, io faccio l'astronauta, non scherzi. Cantante mi sembra limitato. Mogol, che mi deve 5 miliardi e mezzo perché gli ho fatto costruire una scuola in Umbria e non mi ha ancora pagato, come diceva Cossiga. E noi sardi abbiamo Berlinguer nel cuore. E Gianni lo sa perché sia Gianni, l'altro genovese, Sandro Giacome che è ancora con questi occhi della madre, poi c'è, Gianni l'ha capito, poi c'è Coso, quello lì. Ma volete andare a giocare? Oh! Si avvicini, questa è la sorella di Madre Teresa di Calcutta, venga, si presenti a Gianni. Sono Rosetta. Questa è Rosetta, noi ci facciamo i dolci con Rosetta. Guardi che la Sardegna è la mia seconda parte, dal 70 che vengo in Sardegna. Adesso si incazza. Sono come la moglie di Garibaldi, Anitta. Sempre a cavallo arrivava a casa a prendere i dolci. Comunque, che cosa? Maraviglia, guarda come è meglio senza trucco. Hai visto? Ma è proprio così, sai che è proprio così. Di solito l'Antonella Clerici, pensate che se raffreddata tutti i cantanti fossero così umili come Gianni che si è fermato a parlare, Gianni adesso non guadagna una lira. E quindi gli conviene fermarsi. In questo momento no. Lo riprenderemo a fare il Mi raccomando, la sposti. Sono sempre fermato io, pure quando guadagnavo i soldi, sempre. Sempre migliore. È sempre stato L'importante è mantenere il controllo di se stessi, non ci si può perdere solo perché si è conosciuti. Tu non hai il telefono che Bello così. Quando devi fare Quello il che si microfono, nasconde. tra virgolette, lo devi fare sul palcoscenico, lo puoi fare perché stai dentro al tuo. Certo. Poi fuori devi essere Non si può essere sì, artisti fuori e dentro. sicuramente. Nel senso, un artista può essere così come in terra o nel palco, perché a me mi dicevano sempre: no Leandro, quando sei sul palco devi fare come Bruce Lee, quando sei per terra fai come Madre Teresa di Calcutta. Esatto. Ma la vuole mi inquadri la Montalcini per cortesia. Invece, tu fai tutti questi adesso Gli accostamenti. gli accostamenti. credo che la canzone è finita, io faccio l'autore a tempo perso. Come si fa a fare l'autore? Mio nonno mi diceva: appena vedi un corpo, materia organica, guardalo e indossalo, fagli indossare le parole, la musica. Vestilo di parole. Cioè, Mogol un giorno mi ha detto: Leandro, quando Battisti suonava in Gramlow, e io dicevo Gramlow, andavo da mio nonno, sto arrivando. Gramlow cosa vuol dire? E lui dice: ma Gramlow deve essere qualche roba di ghiande andate a male. Ma cosa c'entra? Mio padre quando sente lo spread è aumentato, leva i pomodori. Sì? Nel senso che non si fida. Come fai a parlare? Mi fai dire due parole a lui che lo riprendo e lo mando in radio? Allora ce ne andiamo o ci vediamo una volta? No, Se vuoi intervisto pure te, anche perché non sono in diretta perché non io con Radio Maria non ho niente a che No, fare, io non vi ringrazio, faccio vi Radio Maria, ascolto. faccio Radio Jukebox. Stavo scherzando, divertitevi. Io l'ho E poi fermato manda perché i sapevo pezzi che era un bravo suoi. ragazzo. Radio Italia. Il quindi- cavallo l'ho parcheggiato dai Mattia Bazzani.